Mastro Campos. No, penso di avere voce sufficiente. Penso, forse arriva sino in fondo la voce, no? Il microfono è un fatto. Credo di poter affermare, senza paura di essere smentito, che ogni volta che si pubblica un libro, una nuova stella sale in cielo ad illuminare le tenebre dell'ignoranza e della barbarie. Il libro di Mastro Thomas viene a illuminare il nostro piccolo cielo, il cielo della cultura locale, il cielo della cultura sarda, il cielo della cultura dogudorese e patarese. Un cielo che ci si sta stringendo addosso. A me ha fatto tanto piacere l'opera di Mastro Thomas. Un tempo, credetemi, lui dice che Patara era terra di poesia, ed è vero. Vantiamo nella nostra storia tantissimi bravi poeti. È inutile fare nomi, Padre Luca, Libburu, Pisurci e quanti altri. Ma un tempo in ogni paese si faceva scuola di lingua, si faceva scuola di poesia. Oggi questa scuola non esiste più, è una scuola morta. Dove si faceva scuola di poesia? Dove si faceva scuola di cultura? Spesso di fronte ad un bicchiere di vino. Quel vino che tante volte tiene dileggiato era mezzo strumento di comunicazione alta, elevata. Ci si incontrava nelle bettole, in Sortillegas, ci si incontrava in Saschentina, dainanti un garradelli in uono, e a Savorende, su in bianco, su in uniedu, su in suliano o su alumbrino, si cantava, si verseggiava, e i caposcuola davano lezione di poesia ai vari allievi che crescevano e prolificavano e cercavano di superare i loro maestri. Oggi questa scuola, credetemi, è del tutto morta. Oggi nei bar si parla di sport o di donne, altre volte di Inu e di Gazza, ma difficilmente si parla di poesia. Difficilmente si sente una persona che abbia il coraggio di leggere e di sottoporre all'attenzione degli astanti i suoi 4 o 5 versi, forse maldestri, che però hanno un'anima in fondo, perché devo dire che la poesia, io non sono d'accordo con Mastro Thomas quando dice che la poesia si inventa, non nasce, forse la poesia nasce con l'uomo, forse ha un discorso molto più complesso. La poesia, diceva Ungaretti, credo di essere in buona compagnia, è la vita, poesia è l'umanità, poesia è il mondo, poesia è tutto. Poesia sono le situazioni in cui l'uomo si mette in discussione con se stesso e con gli altri e affronta le situazioni della vita e le descrive per porgerle agli altri come messaggio, perché dal suo cuore vadano ad altri cuori, perché facciano nascere scintille di amore, e dalle scintille d'amore nascano scintille di saggezza e di esperienza. Ai preconcetti non voglio affrontare quel discorso, anche perché io penso che la lingua non dobbiamo aspettare che siano le leggi a difendercela, non dobbiamo aspettare che sia la scuola a imporci. La lingua è nostra, la lingua è una nostra ricetta e noi non ci dobbiamo vergognare di parlare il sardo. Io spesso ho sentito gente fare da italiano questo una igonza. La gente, ecco cosa succede nel mondo, che la lingua è politica e le lingue dei paesi forti si impongono perché hanno un'economia potente, le lingue dei paesi deboli sono succubi e a noi ci hanno fatto credere che la nostra è una lingua di cui vergognarci, e invece la nostra lingua è davvero potente, è davvero meravigliosa. Se noi giriamo tutti gli angoli della Sardegna attraverso le sue parlate, scopriamo delle ricchezze storiche e culturali che affondano le loro radici nella notte dei tempi. E noi dovremmo vergognarsi, forse, se abbiamo avuto tante batoste da altri signorotti che sono venuti qua in 1000 occasioni a rubarci gli abiti di dosso, a togliergli la sedia da sotto il culo. Dovremmo vergognarsi, forse.
La nostra è una lingua decorosa, dignitosa, e la dobbiamo difendere e parlarne in famiglia. Dobbiamo ritornare al sardo, nella famiglia, con gli amici, nei ritrovi, se possibile negli uffici pubblici. Dobbiamo cercare di imporla. Ma veniamo al libro di Mastro Thomas, che mi ha colpito e commosso al contempo. Che dire del libro? È davvero uno spaccato di vita. È uno spaccato di vita patanese che si articola intorno a una musica. E la musica da dove nasce? Da Sincudine de Mastruganu. Sincudine Mastruganu che suona col suo tab tab, s'annotta de Mastruganu, e intorno a queste note si articola la vita di Patara, le massaie che lavorano, il contadino che va in campagna, il pastore che deve accudire alle greggi e via dicendo. Cioè, tutta la vita ha un suono unico, sono le notte del lavoro. E il tutto è condito proprio da un sapore bonario, mai cattivo, mai aristocratico, mai cattivo, mai troppo pungente, è sempre abbastanza bonario. Sembra volerci portare per mano attraverso un sentiero semplice e tranquillo. Quindi io lo definirei un libro didattico questo, perché non contiene grossi paroloni, non contiene quei termini arcaici di cui molti uomini di penna si fregiano. Non ci sono quei termini che si usavano 300 anni fa. È una lingua che si parla oggi, che parlano i bambini della strada. Forse contiene qualche italianismo, ma è bene, ma la lingua sarda contiene oggi gli italianismi. Quindi ben vengano anche gli italianismi se servono a mantenere la lingua sarda. Sicuramente poi la lingua si purificherà. Più la parliamo, ricordatevi, e migliore e più profonda sarà la nostra lingua. Io chiudo perché altrimenti parlo solo io. Mastro Thomas, tantos augurios, iscrivendo ancora, con tanto piacere.